Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovo game. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno di Sid Meier's Civilization 5 Gods and King, l'espansione che è disponibile per adesso su Steam in modalità demo. Come potete vedere è una versione di prova e quindi voglio provare a testare questa sorta di espansione per vedere un po' com'è, quali sono le novità all'interno della serie dei Civilization. Ho giocato all'interno di Civilization 5 ma così di svista, quindi voglio vedere un po' in maniera molto più approfondita che cosa offre questo nuovo titolo. Allora andiamo all'interno della sezione giocatore singolo e vediamo un po' di iniziare una partita. Possiamo giocare con le impostazioni attuali, ovvero inizieremo con i Celti e quindi con una difficoltà principe e una velocità di gioco normale. Vediamo un po'. Lode e gloria eterna a te, feroce e vendicativa regina guerriera. In un'epoca dominata dagli uomini, non solo ti sei assicurato il trono e il potere assoluto, ma sei anche riuscita a sconfiggere la potenza dell'impero di Roma. Dopo aver patito orribili sofferenze e umiliazioni per mano degli invasori romani, hai riunito il tuo popolo in una sanguinosa e terrificante rivolta. Le legioni sono cadute sotto le ruote del tuo carro da guerra e la stessa città di Londra è stata messa a ferro e a fuoco. Alla fine i romani hanno mantenuto il controllo delle isole, ma tu da sola hai spinto Nerone a considerare seriamente una ritirata permanente dalla Britannia. O leonessa addormentata, il tuo popolo desidera che tu sorga e lo conduca ancora a spargere sangue sul campo di battaglia. Accetterai la sfida e guiderai i Celti a una vittoria eterna. Riuscirai a recuperare le tue terre e costruire un impero in grado di superare la prova del tempo. Eccoci ragazzi, abbiamo avuto una sorta di descrizione del nostro popolo, ovvero l'impero dei Celti. E ci ritroviamo quindi all'interno del prologo della nostra avventura, dove possiamo osservare come possiamo dire, i bonus che la nostra civiltà guadagna appartenendo quindi a questa sorta di descrizione celtica. Come potete vedere abbiamo come primo bonus la sala dei Celtic, che ovviamente avrà i suoi vantaggi, in seguito il guerriero Pitto, ovvero delle unità specializzate nel combattimento. Allora iniziamo la nostra avventura ragazzi. Come tutti i Civilization, ovviamente la cosa che mi piace di più dei Civilization non è il sistema di gioco di combattimento, quello in parte, ma ovviamente andare avanti nel tempo. Vediamo un po', qua ci sono alcuni consigli. Perché non invii un guerriero in esplorazione di nuovi territori? Grazie ragazzona, però per adesso fammi parlare, non fare come l'ingegnere di Formula 1. Praticamente la cosa bella di Civilization ragazzi è andare avanti nel tempo per far avanzare la propria civiltà, quindi da una civiltà preistorica, come vediamo infatti i nostri cittadini, i primi coloni che possono andare a fondare la nostra città. Eccola qui infatti al di sopra di questa costa, la cittadina di Edimburgo, e portarla avanti nel tempo, cioè dall'età della pietra possiamo portarla anche all'età moderna, ed è questa la cosa che mi appassiona di più della saga dei Civilization. Ecco la nostra cittadina di Edimburgo ragazzi, per chi non avesse mai giocato a Civilization, alla saga dei Civilization, potete vedere che è un gioco strategico gestionale, quindi pane per i miei denti, e potete vedere che una sorta di circonferenza, chiamiamola così, più ellittica che circonferenza, praticamente all'interno di quest'area noi possiamo costruire le nostre infrastrutture, le nostre costruzioni fondamentali per lo sviluppo della nostra cittadina. Come potete vedere in alto a sinistra disponiamo di alcune potenzialità del nostro popolo, ovvero una sorta di riassunto. Come potete vedere abbiamo i punti scienza, i punti che andranno a sviluppare le conoscenze nell'ambito scientifico, l'oro, ovvero l'oro totale disponibile all'interno delle nostre casse, come potete vedere i ricavi e le spese, la felicità dei nostri cittadini che è influenzata dal loro divertimento e quindi dal cibo che è disponibile all'interno della nostra città. Come potete vedere anche questo indicatore dell'oro che ci indica durante un'età dell'oro aumenteremo la capacità di produzione e la capacità di oro nelle nostre casse. La nuova politica, ovvero ci sarà anche una sorta di relazione politica con gli altri stati che aumenterà quindi i nostri punti politica da spendere in seguito in alcune circostanze che andremo ad analizzare più avanti.
In seguito possiamo vedere anche la fede che è stata accumulata all'interno delle nostre città. La fede è un valore molto importante perché nel momento in cui guadagneremo fede all'interno della nostra città potremmo erigere numerosi templi per la specializzazione in un dio qualsiasi per aumentare una sorta di produzione. Più avanti vedrete. Allora, come potete ben vedere disponiamo di un'unità. Le unità di combattimento differiscono in numerose unità, infatti questa è una delle tante, sono i guerrieri e come potete ben vedere sono dei guerrieri con una clava in mano, una sorta di anzi no, di oggetto rudimentale che dispongono, hanno 8 punti di forza, ovvero l'abilità nel combattimento e 2 punti di movimento. Io direi ragazzi di espanderci verso est, vediamo un po' quello che ritroviamo all'interno di queste lande desolate, il numeretto che vedete intorno, ecco selezioniamoli, sono i turni che occorreranno all'unità per arrivare all'interno di quel luogo ben definito e per adesso evolviamo il nostro campo scientifico. Chiedo scusa. Dimmi amico mio, questo ragazzi è il Martin Luther King dei vecchi tempi e ci dice che possiamo sviluppare numerose conoscenze all'interno dell'ambito scientifico. Abbiamo sviluppato per adesso l'agricoltura, infatti è un fattore fondamentale per la crescita di ogni città e adesso possiamo specializzarci in qualcosa. Allora, per quanto riguarda l'albero delle tecnologie, Chiedo potete scusa. vedere qua, ecco grazie amico mio, potete vedere che possiamo avanzare da un'epoca antica a un'epoca classica in seguito alle epoche moderne e sarà la cosa più imponente di questo gioco, però è sempre meglio incominciare dal gradino più basso per poi arrivare in cima. Io direi di avanzare con un'estrazione mineraria in modo tale da abbattere le foreste intorno e costruire delle miniere per aumentare la nostra capacità di produzione ragazzi. Allora vediamo un po', le miniere possono essere sviluppate perché ritroviamo la leggenda che ci indica che sono disponibili da ricercare, adesso diventeranno azzurre in modo tale da farci capire che sono in corso, ovvero i nostri scienziati si stanno spremendo per concepirle, e l'agricoltura che ormai è stata ricercata, come potete ben vedere. Avanziamo con l'albero tecnologico e con l'epoca medievale, ci sarà anche l'epoca rinascimentale, tutta la storia ragazzi, anche l'epoca industriale, eccetera, epoca moderna, guardate un po', epoca atomica, guardate un po', la cosa che mi piace tantissimo di questo Civilization è che dall'età della pietra possiamo arrivare al giorno d'oggi, quindi rendere Edimburgo una città famosa, quindi potrebbe sembrare troppo semplice, troppo stupido il gioco con degli elementi così rudimentali come la preistoria, però andando avanti si andrà a scoprire nuove tecnologie come l'elettronica, la balistica, il volo addirittura, finché non possiamo arrivare anche all'epoca dell'informazione, quindi a progettare i più fantastici processori della storia, per esempio, e quindi fare avvenire delle vere e proprie lotte nucleari tra tutti i paesi che ci saranno disponibili. Ovviamente questa è una versione demo, però se il gioco vi piacerà talmente tanto ragazzi, provvederò a prenderlo. Però diamo un'occhiatina perché per adesso dobbiamo prendere un bel po' di cose, sia Magic comunque. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche di questo gioco, perché dando un'occhiata a questa nuova espansione mi sta appassionando. Allora, diamo un'occhiatina. Eccoci all'interno della nostra cittadina Edimburgo, rudimentale come al solito. Per adesso possiamo scegliere una produzione. Vediamo la nostra ragazzona. Dispongo di informazioni che potrebbero tornare Ecco qua, il utili. tesoriere, chiamiamola. Il tesoriere dice che il selettore della produzione ti permette di scegliere quale unità, edificio o meraviglia costruire in una città. Benissimo, allora ragazzi, grazie per l'informazione, non presentarti mai più al mio cospetto. Possiamo costruire intanto il colono per fondare la città e come potete vedere già è stato reclutato. Il lavoratore che permette di costruire qualcosa all'interno di questi piccoli pentagoni che ritroviamo qua in mezzo. Vediamo un po' se possiamo osservarli per benino, eccoli qua i pentagoni ragazzi. E adesso, come potete ben vedere, possiamo anche reclutare degli scout, una sorta di Frodo, Baggins e Sam per andare a ricercare l'anello all'interno di tutta la nostra la contea, ragazzi. Il guerriero che servirà a uccidere eventuali nemici e il monumento, una sorta di monumento, meraviglia, chiamiamola come vogliamo, che aumenta la cultura di una città, velocizzando l'espansione del suo territorio e l'acquisizione delle politiche sociali. Più tardi vedremo ragazzi. Per adesso vediamo un po' di andare avanti con Frodo Baggins e il suo amico Sam a cercare Gandalf e l'anello. Intanto dobbiamo scegliere ancora una produzione. Vediamo un po'. Ah, giusto, il lavoratore, dimenticavo. Luther King, possiamo chiuderlo, benissimo. Avanziamo di turno. Perfetto, qua ragazzi i turni avanzano molto velocemente, potete vedere Boudicca del popolo dei certi 3960 avanti Cristo. Fantastico, quindi ci ritroviamo prima della nascita di Cristo, in un'età davvero sconosciuta a questi tempi, e la mappa non è adiacente a quella dell'Europa, perché come potete vedere non ritroviamo, ancora dobbiamo scoprirla, però non è adiacente a quella dell'Europa, vera e propria, infatti sono un po' messe a caso le cittadine. L'altro giorno ho provato un'altra partitina sempre su questo
questa demo. Io ho trovato accanto alla cittadina di Edimburgo il monte Sinai, che è disponibile solo nei territori dell'Asia minore. Le antiche rovine custodiscono segreti che potrebbero far avanzare la tua civiltà. Ecco delle rovine, ragazzi, questa sorta di labirinto che potrà far avanzare la nostra civiltà, ma a quanto pare abbiamo visto un bel accampamento barbaro. Ecco qua, ragazzi, Mordor con i suoi orchi che si stanno evolvendo all'interno di questa piccola stazione, e potete vedere una sorta di simulazione spregiudicata delle nostre potenze. Possiamo effettuare una sorta di battaglia con 27 punti di danni contro 32, e questo ci farà perdere davvero tantissimi punti, perché sono sia superiori in attacco corpo a corpo che in difesa, eccetera. Quindi abbiamo un bonus contro i barbari, ma questo non sarà abbastanza. Andiamo a prendere intanto le nostre rovine, quindi avanziamo di turno. Una cosa bellissima, ragazzi, che i turni anzi avanzano in una maniera proprio velocissima, ed è una cosa molto importante in un gioco di questo rango, perché io mi ricordo quando giocavo ad Empire Total War, a attraversare, cioè passare da un turno all'altro era davvero lunghissima l'attesa. Potevo anche uscire mezz'oretta, andare, non so, uscire fuori, farmi una passeggiatina, ritornare ancora. Ci ritrovavamo a vedere la Spagna o il Portogallo che stavano effettuando le loro azioni di conquista. Una cosa fondamentale che mi piace tantissimo in un gioco gestionale strategico è l'avanzare dei turni, ovvero potete vedere che si avanza davvero molto velocemente. Che cosa è successo? Guerriero Pitto, i famosi guerrieri pitti che avete visto all'interno della, come possiamo dire, della descrizione iniziale. Eccoli qua, si sono armati prendendo il controllo delle rovine, quindi avanzando di grado. La loro forza è aumentata a 11, i loro movimenti sono terminati, e adesso non possiamo fare altro che aspettare il nuovo turno. Allora, benissimo, avanziamo. Nella parte inferiore sinistra dello schermo potete notare le abilità che sono disponibili, la modalità di movimento, non fare nulla, vigila, o addirittura rivela altre azioni, che sono fortifica, l'unità rimane inattiva finché il giocatore non dà esplicitamente un ordine, e in seguito possiamo anche esplorare automaticamente. Ma io direi di dare una bella lezione a questi barbari. Ruther King, non mi Dispongo di interessano le tue informazioni. Ecco qua il territorio, ragazzi. Allora, possiamo conquistarlo. Infatti potete vedere che adesso la nostra potenza è aumentata nettamente. Possiamo anche farli fuori, quindi avanziamo di turno. Una delle nostre unità militari si trova vicino a un'unità Durante il nemica. combattimento entrambe le unità possono essere danneggiate, e una potrebbe anche finire distrutta. Ovviamente ci deve essere sempre un perdente e un vincitore. Allora, lascia perdere, amico mio. L'unità nemica vicina è fortificata. È fortificata, me ne ero accorto, quindi nel momento in cui saranno fortificati la loro difesa aumenterà. Ma no, questo non basterà per distruggere i nostri guerrieri Pitto. Abbiamo fallito. Abbiamo fallito? Però diceva vittoria schiacciante, abbiamo perso delle unità, comunque anche loro le hanno perse, e questo può essere un vantaggio. Allora, avanziamo, ragazzi, diamo un'occhiatina alle politiche sociali. Dispongo di informazioni che potrebbero tornare Allora, utili. andando ad adottare una nuova politica sociale, avanzeremo nel campo della cultura, quindi alcuni percorsi non possono essere selezionati fino al raggiungimento di una determinata epoca di tecnologia. Inoltre, alcuni percorsi sono mutuamente esclusivi e non possono essere utilizzati insieme. Allora, vediamo di scoprire qualcosa di più. Adottiamo la politica dell'onore, della libertà o del tradizionalismo. Allora, io direi dell'onore, ragazzi, mi piace più questo guerriero tipo Kratos, guardatelo qui che figo, quindi adottiamo. Ah, non possiamo adottarlo, ancora non ci ritroviamo. Questo percorso politico non si può sbloccare in questo momento, ti serve 25 punti di cultura. Dobbiamo aspettare ancora qualche anno. Intanto guardate che figa quali sono le altre politiche, guardate un po' questo soldato settecentesco, inoltre questo è Galileo, l'autocrazia, guardate questa è la legge marziale. Benissimo, allora diamo un'occhiatina ad Edimburgo, avanziamo sempre con i nostri turni, vediamo un po' che cosa succede. Ok, Edimburgo è cresciuta, wow! 2 cittadini, fantastico, ragazzi, e stiamo aumentando sempre nella nostra produzione, nella nostra quantità di raccogliere oro. Allora attacchiamo questi barbari, barbari, andiamo. Che è successo? Allora, ha attaccato un brutto nemico, vediamo se riescono a ucciderli, maledizione, ancora riescono a sopravvivere. Allora, vediamo, ricarichiamo. Promozione delle unità, le unità guadagnano un'esperienza simile a Shogun 2 Total War e guadagnano quindi una sorta di potenziamento. Sembra Warlock, ragazzi, infatti mi ricordavo qualcosa del genere. Possiamo anche utilizzare un'abilità come cura istantanea, cura questa unità 50 punti di vita, così facendo rinuncerei a questa opportunità di scegliere una promozione. Addestramento 1, 15% alla forza, oppure 15% alla forza di combattimento, non in collina, foresta o giungla. Allora, questo addestramento, ragazzi, è l'addestramento dei Marines americani, perché l'addestramento in un terreno accidentato, e qua ci ritroviamo nella melma più
più assurda, quindi distruggiamo questi barbari di merda. Ancora uno rimane, mamma mia, intanto abbiamo scoperto la tecnologia mineraria. Gli umili erediteranno la terra, ma non i suoi diritti Dopo minerari. questa fantastica frase di Jean-Paul Getty, che non ho mai sentito ragazzi, continuiamo. Allora, vediamo un po'. Adesso abbiamo mostrato le caratteristiche principali del game, possiamo vedere anche che possono essere effettuate delle azioni di diplomazia, per adesso abbiamo scoperto solo la nostra civiltà e come potete vedere non abbiamo incontrato ancora nessuno. Allora, possiamo costruire la nostra miniera nel momento in cui verrà reclutato il nostro ragazzone e possiamo specializzarci in un'altra ricerca. Allora, vediamo un po', torniamo indietro nel tempo. Clint Eastwood. Perfetto, possiamo scoprire la muratura o la lavorazione del bronzo. Io direi ragazzi meglio la muratura in modo tale da scoprire il marmo e bonificare le paludi. Perfetto, in seguito scopriremo la ruota. Allora attacchiamo questi stronzoni, dobbiamo avanzare di turno, vediamo. Perfetto ragazzi, con questa, Dispongo di ultima informazioni. notizia possiamo concludere il gameplay. Potete vedere la fede, siamo riusciti a presentarla. Eccola qui, potete vedere che possiamo scegliere numerose divinità per l'avanzare della nostra civiltà. Guardate un po' quante ce ne sono disponibili, le leggerete con calma. Comunque scegliamone una importante per l'avanzare della nostra civiltà. E io direi ragazzi una molto importante è la dea della protezione, più 30% della forza di combattimento a distanza delle città, perché nel momento in cui vi attaccherà un qualsiasi popolo alla città, la città avrà più potenza per difendersi. Allora andiamo avanti, conquistiamo i barbari ragazzi e concludiamo il gameplay. Vediamo un po' quello che siamo riusciti a combinare. 2 uomini. Accampamento barbaro distrutto. Hai disperso l'accampamento, abbiamo recuperato 25 di oro. Perfetto. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate su questo nuovo game. E aspetto, anzi vi invito a lasciare un commento come state facendo su Magic. E quindi anche un voto per farmi capire che cosa ne pensate di questo game. Ciao a tutti.